È un anno e mezzo sono presidente ed è un anno che abbiamo aperto la nostra società, siamo spostati, abbiamo una palestra a Muzzano del Turgnano. In tutto contiamo oggi sui 30 ragazzi iscritti, tesserati alla pugilistica, di cui parecchi stanno combattendo, tra l'altro qua dentro oggi in 7 ragazzi stanno combattendo. Contiamo anche un discreto numero di ragazze e anche di ragazzini sotto i 12 anni che vengono a allenarsi, tra cui abbiamo agonisti, non agonisti e amatori. Abbiamo rapporti anche del Triveneto, ci spostiamo abbastanza frequentemente per degli scambi, per far guanti, degli esercizi, degli allenamenti con altre società. E noi abbiamo aperto comunque a tutti, nel senso che le nostre porte sono sempre aperte. Più si è, meglio è. Lo spazio c'è, la palestra c'è, di conseguenza speriamo di crescere. Ecco. È la seconda volta che ci troviamo qua in questa palestra tramite gli accordi che abbiamo fatto con l'assessore comunale qua di Porpetto. Ci siamo trovati bene la prima volta e abbiamo ripetuto l'esibizione. A quanto pare anche la gente piace perché la palestra, come avete visto, è piena, per cui siamo molto soddisfatti. Avremo un evento estivo, non sappiamo ancora dove, forse Lignano Sabbiadoro come l'anno scorso, però ancora non siamo sicuri, ecco, lo sapremo a breve.